Nessun coro, nessun sentore di niente, erano tranquilli e beati. Nulla che facesse presagire la tragedia avvenuta in questo appartamento di Contrada Pennara ad Asiago, dove Italo Marzaro, 85 anni, e Ubaldina Volpato di 83, originari del veneziano di Mirano, sono stati uccisi dalla figlia Silvia, 44enne, che si è tolta a sua volta la vita. Sui 3 corpi sarà effettuata l'autopsia. Un dramma che nessuno riesce a spiegare. Ad Asiago la coppia di anziani coniugi si era trasferita da qualche mese, persone molto schive. Loro due basta, non si fermavano tanto, no. Passo spesso e li ho visti camminavano loro due, anche con la figlia una volta o due con la figlia, tranquilli. Ma che io salutavo, basta, non è che avevo amicizie. Passeggiavano insieme, raggiungevano il vicino centro per le commissioni, la figlia veniva a trovarli ogni tanto. Ma sereni, tranquilli, ma anche la figlia l'ho vista un paio di volte, ma meno lei, non veniva su tanto lei qua. Quella figlia che ha deciso di somministrare agli anziani genitori una potente dose di psicofarmaci. 2 sono morti nel sonno, nel loro letto. Silvia, dopo aver assunto lo stesso miscuglio letale, è spirata nel corridoio. A dare l'allarme un vicino che ha subito allertato il 112. Sotto shock la contrada Pennar, poche anime sconvolte e la mente non può non correre a un altro delitto avvenuto sempre sull'altopiano, l'omicidio cruento a Enego nel novembre 2005 degli anziani coniugi Miola, di cui ancora non è stato trovato un colpevole a distanza di 14 anni.